stigmatizzando nel modo più assoluto e categorico il loro comportamento, che è assurdo, va anche detto che io ebbi modo di sottolineare come ebbero l'intelligenza di non danneggiare la cappella degli Scrovegni neppure con vernice lavabile, e mi resi conto che lì c'era anche un pensiero dietro l'azione. È ovvio che la magistratura fa la sua parte, dico però anch'io con l'amico Nardella che è difficile connotare la loro logica d'azione con una logica terroristica. Siamo in un'altra dimensione. L'assessore alla cultura Andrea Colasio commenta così l'indagine della procura, che ha indagato 12 attivisti di ultima generazione per associazione a delinquere finalizzata a una serie di reati come interruzione di pubblico servizio e manifestazione senza l'obbligo di preavviso o il deturpamento di beni culturali e l'imbrattamento di luoghi pubblici. Per Colasio il loro comportamento è sbagliato e controproducente, anche se a sostegno del clima. Quello che fanno è assolutamente sbagliato, nel senso che cultura e natura sono un unicum, i beni culturali che imbrattano sono patrimonio della comunità, sono un bene collettivo. È chiaro che loro si muovono dentro una logica machiavellica, il fine giustifica i mezzi. Detto questo, credo che loro debbano rivedere radicalmente la loro strategia, anche perché l'effetto poi è un effetto non previsto, c'è una impopolarità.